io ho la passione della fotografia da sempre e della videografia, infatti facevo fotografia durante tutta la mia vita, sia di architettura che di persone. E quello che era successo è che a Los Angeles finanziai una società che si chiamava Color System, e questa società si occupava di restaurare e rendere i film che erano, e TV shows che erano in bianco e nero, in colore, e poi anche di special effects, per dire, se un attore si lanciava da una finestra era chiaramente attaccato a una corda, perché sennò poteva andava a morire, però nel film lui si buttava dalla finestra e quindi poi col computer non dovevamo andare a cancellare questa corda a cui lui era attaccato, per dire. E comunque c'era Ted Turner aveva comprato la libreria di film e TV show della MGM, e tanti di questi erano in bianco e nero, erano dei TV show molto molto interessanti, molto seguiti all'epoca, e anche film in bianco e nero, e andavano anche restaurati, perché il film non è come il digitale, il film può deperire, no? Si possono creare dei graffi, per dire. Allora questa società aveva bisogno di soldi, io la finanziai, e con quelli loro comprarono dei computer molto sofisticati in cui riuscivano letteralmente a restaurare qualsiasi cosa, a fare special effects e poi a colorizzare i film e i TV show in bianco e nero, perché la nuova generazione non guardava in bianco e nero. Allora, per far vedere delle cose bellissime che erano state fatte in bianco e nero, le abbiamo dovute colorizzare, e questo era Ted Turner che aveva fatto questa operazione. Infatti Ted Turner era il nostro primo cliente. Allora da lì capii l'importanza della digitazione, del digitale, nella fotografia convenzionale, nel video, eccetera. E quindi iniziai a New York la mia società PF89 Studios, che era una società costruita proprio per la trasformazione della fotografia in digitale, perché quando io iniziai nel 1993 la fotografia era ancora convenzionale, con film. Sì. Aprì 2 anni di costruzione per questo enorme complesso, apro nel 1995 e mi ci vogliono 3-4 anni per convincere i grandi fotografi ad adottare la fotografia digitale, che era una rivoluzione a quell'epoca, totale. Poi da lì siamo passati al video digitale, poi da lì siamo passati a quello che oggi consideriamo la grande evoluzione, che è la produzione virtuale, vale a dire noi possiamo creare in uno studio una qualsiasi realtà. Io posso avere, noi siamo qui a Venezia, al Cipriani, io posso avere tutto questo in 3D, direi tridimensionale, su uno schermo del mio studio di New York, dove ho costruito il più grande schermo al mondo per la pubblicità, e quindi noi possiamo essere davanti a questo schermo e dietro risulta proprio come se fossimo, come lo vediamo noi adesso, in tridimensionale. Quindi riusciamo a portare qualsiasi set, sì, qualsiasi set del mondo lo portiamo in uno studio. Facendo così, naturalmente abbassiamo drasticamente i costi, perché sì, è vero, è costoso operare uno screen del genere, ci vogliono dei tecnici, c'è molta intelligenza artificiale tra l'altro nell'operare questi screens, però abbatte tutti gli altri costi, cioè avere tutta una troupe di 20-30 persone che deve viaggiare da un punto all'altro,
poi dà un totale controllo sull'ambiente. Per esempio, noi vogliamo il sole. Il sole non c'è sempre, magari ci sono le nuvole, magari piove. Noi invece possiamo controllare il clima sullo schermo, possiamo controllare il tempo. Noi vogliamo la luce dell'alba o la luce del tramonto tutto il giorno, la possiamo avere. Quindi possiamo creare degli effetti speciali che nella natura non si possono creare, perché non possiamo controllare la natura, ma possiamo controllare uno schermo. Quindi questa è una nuova dimensione. Poi ci sarà la nuova dimensione della volumetric capture, che è quella che sto adottando adesso, con cui per esempio noi possiamo creare anche degli avatars, ma degli avatars che sono letteralmente definiti come lo è lei. Cioè noi possiamo andare addirittura nel dettaglio dei capelli, proprio possiamo in effetti creare un avatar che impersonifica lei esattamente. Questo perché è importante? È importante perché con l'avatar lei può avere un'immagine di sé che non invecchierà mai. Quindi lei si immagina un po' prima, no? 20 anni prima poteva fare questo avatar. Certo, ma lei immagini per esempio una modella o un'attrice che ha, non so, 23 anni, 25 anni al massimo della sua bellezza, vuole conservare questo. Si fa l'avatar. Si fa l'avatar e l'avatar può lavorare per lei per anni a venire. Ma lei verrà pagata per il suo Assolutamente, certamente. Ci saranno delle royalty collegate all'avatar. Però purtroppo quello che spesso succede nella moda è che ci sono delle modelle che diventano un brand, un nome, e poi incominciano a invecchiare e quindi non sono più quello che è. E pensi se noi potessimo avere una Cindy Crawford, una Christy Turlington, così via, una Naomi Campbell nel momento migliore della loro vita. Nel 95. Nel 95 per esempio. E quindi continuare con lo stesso, sarebbero ancora famosissime, mentre invece oggi fanno il ruolo delle modelle passate, invece potrebbero ancora continuare ad essere modelle di oggi. Quindi sono tutte delle nuove dimensioni, delle nuove realtà, che sono tutte basate poi sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha una funzione essenziale in queste nuove tecnologie. Naturalmente l'intelligenza artificiale è una cosa affascinante, però è anche una cosa francamente pericolosa e spaventosa, se vogliamo, perché si arriverà ad un certo punto in qualche anno, ed è difficile definire quando l'intelligenza artificiale che è stata istruita da noi diventa più intelligente di noi. Vale a dire, noi forniamo tutta una serie di informazioni, di data, di elaborazione di questi dati a delle macchine. Queste macchine hanno e avranno una capacità non solo di elaborare, ma anche di ragionare, e quindi possono eventualmente contrastarci, possono diventare delle menti superiori alle nostre, perché noi siamo limitati. Quante informazioni possiamo assimilare e elaborare allo stesso momento? Loro possono fare bilioni, elaborare bilioni di informazioni, e quindi la robotizzazione del mondo collegata all'intelligenza artificiale può creare effettivamente dei problemi. Stiamo entrando in un territorio estremamente pericoloso, complicato e direi anche pericoloso. Io ho iniziato infatti un social club a New York che si chiama Enigma Social Club,
proprio per studiare questi fenomeni, per avere persone che capiscono il metaverse, il virtual reality, il tutto collegato con l'artificial intelligence, per capire quali sarà il nostro futuro e quali saranno i pericoli nel nostro futuro, collegandoci con queste tecnologie, cioè come vivremo la vita nel metaverse, come vivremo la vita in realtà virtuali e con un'intelligenza che sarà superiore alla nostra. È gestibile o secondo lei non è gestibile? Chi riuscirà a gestirla? È una domanda le farò fra 5 anni forse. Ma guardi, c'è proprio sul giornale di oggi, anche a Ferraposta, stiamo parlando di 2 società, la Apple e Microsoft, Sì. dicono a Bruxelles che loro non hanno la possibilità di controllarsi, cioè quello che loro generano non hanno poi la possibilità di controllarlo, quindi generano delle cose che vanno al di là del loro potere di controllo. Fa un po' paura comunque, eh? Fa un po' paura adesso detta così paura, da lei. fa molta paura. Ci sono naturalmente gli ottimisti e ci sono i pessimisti. Gli ottimisti dicono che l'intelligenza artificiale porterà l'umanità a dei livelli di sviluppo straordinario. Ci sono i pessimisti, io credo di essere uno di quelli, pessimisti realisti, che dicono che l'intelligenza artificiale può sostituire l'uomo in tante funzioni. E quindi cosa faranno tanti uomini? Che professione avranno? Riusciranno ad adattarsi a questa realtà? Sarà molto difficile. Per cui noi possiamo immaginare un mondo entro 15 anni dove il 60-70% delle attività umane possono essere sostituite dai robot con intelligenza artificiale. Stiamo parlando di fenomeni sociali importantissimi. Sì, chiaro. Anche del nostro lavoro, mio. Ma assolutamente. Siamo qui a Venezia, c'è il Film Festival, c'è lo sciopero negli infatti. Stati Uniti. Perché? Proprio per l'intelligenza artificiale. Perché oggi come oggi un attore con l'intelligenza artificiale si può creare un avatar di quell'attore e come anche un attore può parlare in inglese e automaticamente l'intelligenza artificiale la trasforma in italiano, la trasforma in francese, in tedesco, per cui già tutta una professione, quella dei traduttori, va a scomparire. Insomma, gli attori e gli scrittori, oggi come oggi puoi chiedere all'intelligenza artificiale, gli dai un argomento e dice scrivi una storia basata su questo, gli elementi per farlo. E viene fuori un soggetto, viene fuori una storia. Questo naturalmente danneggia gli scrittori, danneggia i creatori, danneggia gli attori, danneggia tante parti delle professioni del mondo creativo. Già loro lo sentono. Basta guardare la mia società, dove io adesso posso realizzare qualsiasi cosa su uno schermo che è virtuale. Quindi cosa significa? Che la gente viaggerà di meno. Cosa significa? Che avrò bisogno di meno gente, perché se viaggi di meno hai bisogno di meno gente. Certo. Avrò un controllo totale su tutto, sull'ambiente, sui tempi, quindi naturalmente ci sarà una razionalizzazione del lavoro nella creatività di una campagna pubblicitaria o di un film o di qualsiasi altra cosa. Quindi già vediamo gli effetti di competizione rispetto dell'intelligenza artificiale, del metaverse in generale,
perché poi sono tutti che si fondono, cioè il metaverse è la grande figura del futuro, ma nell'ambito del metaverse c'è il virtual reality, c'è l'intelligenza artificiale e così via. Quindi sono mondi che sono sì affascinanti come concetto, ma estremamente Pericoloso. challenging, Certo. Sì, insomma, challenging. Infatti. pericolosi e cose su cui dobbiamo riflettere molto profondamente.